La piazza si sta lentamente riempiendo, la notte è passata qui per i lavoratori, per i sindacalisti nei camper, ma stanno arrivando, lo vedete alle mie spalle, altri lavoratori da tutta Italia, tante le aziende e i rappresentanti delle aziende italiane in crisi, in difficoltà, che oggi chiedono udienza al governo. Sappiamo che Landini deve incontrare il Presidente del Consiglio Enrico Letta. Qui accanto a me abbiamo una serie di lavoratori, perché non ci sono solo i grandi gruppi industriali di Finmeccanica, ci sono altri grandi gruppi come l'Electrolux, la signora qui accanto a me, ci sta l'Indesit, ci sta anche la Berco, insomma ci sono, e la Whirlpool, ex Trimeca, e Trimeca giustamente, Sirti, insomma ci sono veramente tantissimi lavoratori che chiedono, e questa è l'istanza della FIOM CGIL, più lavoro, più tutele, meno tasse e soprattutto un cambio di passo nella politica industriale. Allora velocemente farei una panoramica. Sì, abbiamo la signora della Electrolux. A partire da noi. La situazione è gravissima, anche perché noi dal 2008 adesso abbiamo perso già tantissimi posti di lavoro con la delocalizzazione e noi siamo stati. A questo, dopo persi posti di lavoro, abbiamo ancora adesso, ci ritroviamo altri 1200 stabilimenti e quindi automaticamente con la delocalizzazione e siamo stanchi. Noi apparteniamo a questo Stato e quindi se il primo articolo della Ho parlato con Agorà, ho detto che la nostra macchina è governo. che noi siamo stanchi. La matita è giusta, mi sono Lo rotto. Stato sociale, noi non ce la facciamo più. Mi è scappata. Noi dobbiamo vivere in modo dignitoso, la situazione è grave, noi siamo sotto, vuol dire siamo sotto per vedere se ci abbassiamo i costi e quindi per poi dirci grazie e per essere paragonati a un supermondo. L'Italia è stanca, noi vogliamo dignità, lavoro, appartenere a questo Stato, quindi la situazione è gravissima e la situazione noi viviamo con 1100 euro al mese, non prendiamo soldi aiuti, chiaramente è una situazione veramente difficile, non solo per loro. Qui abbiamo accanto a me la Berco. Sì, la Berco, una realtà produttiva nell'Emilia Romagna dove è stato un ammortizzatore sociale per tantissimi anni, dove in quel paese lì praticamente tutte le aziende che venivano dismesse, chiuse o avevano delle grosse difficoltà, Berco poteva permettersi di assumere. Dal 2007 arrivare ad oggi Berco ha perso 950 posti di lavoro, quindi anche Berco non è più un ammortizzatore sociale. È la realtà quando si dice che o rilanciano la vera politica industriale e non si può più parlare di dire il costo del lavoro in Italia costa troppo. Il costo del lavoro in Italia non costa più niente, perché qualsiasi sacrificio si fa sempre dove è più comodo. E dov'è più comodo? La parte bassa del paese. Noi lavoratori che siamo in grossa difficoltà, che non arriviamo alla fine del mese, ci dicono che poi alla fine dobbiamo continuare a fare dei sacrifici perché l'Italia può ripartire, ma non c'è veramente nulla di concreto da parte della politica che ci possa aiutare per avere, come diceva prima la nostra compagna, ad avere un lavoro, che è quello che noi chiediamo, né più né meno. Quindi perché questa protesta abbia successo, come si vede per avanti? Noi continueremo sicuramente con la mobilitazione che non comincia oggi, è da anni che noi segnaliamo il fatto che in Italia non c'è più una politica industriale. Si perdono posti di lavoro, ad esempio sull'Agrimecca è un'azienda che è stata dimezzata da 800 lavoratori a 400. Oggi noi stiamo chiedendo la possibilità di avere ammortizzatori sociali per tenere in vita i lavoratori e questa è la prima richiesta, assieme a un piano straordinario per cui il governo cominci finalmente a affrontare i problemi del lavoro. Finora i governi hanno affrontato il problema del come licenziare i lavoratori, ad esempio intervenendo sull'articolo 18. E ora, e questo diremo, stiamo dicendo al governo Letta, che si cominci a capire quali sono i disastri che si vivono nei territori e si cominci finalmente a pensare come creare il lavoro. È questo che manca, è questo che i governi non hanno saputo fare fino ad oggi. Ed è chiaro che ad oggi noi andiamo, non a caso andiamo nei palazzi e cominciamo veramente a lanciare una pressione
e diciamo che o ci sono risposte o questi lavoratori torneranno ancora più numerosi fino a che non ci sarà un cambiamento radicale. E dunque qui la protesta continua, la manifestazione partirà per un corteo e arriverà fino a Palazzo Chigi, e dunque se non ci sono domande da studio vi restituisco la linea. Era fatta la merda.